Senza diritti, senza futuro, senza paura è lo slogan che ha animato la manifestazione studentesca partita stamane da Piazza Cavour e conclusa in Piazza Pirandello, promossa dal collettivo studentesco Sempre in Lotta contro la nuova riforma scolastica del governo Renzi. Una riforma suicida della scuola, anzi omicida della scuola pubblica. Ci sono in programma non solo degli scontri anche tra gli stessi insegnanti, difatti la riforma non fa altro che, a dire loro, dare meritocrazia alla scuola pubblica, ma in realtà mette gli insegnanti l'uno contro l'altro, contro gli studenti, attraverso per esempio la figura del docente mentore o dei professori bravissimi che riceveranno un aumento del 30% dello stipendio. E in più il preside ora potrà gestire addirittura personalmente il 10% dei fondi pubblici, dei fondi scolastici, per tutto quello che vuole. Noi studenti non ci siamo, noi vogliamo una scuola pubblica, laica, gratuita e di qualità. Noi chiediamo che la scuola ritorni a essere pubblica perché Renzi la sta privatizzando, diventerà così un'azienda in cui la preside sarà un esatto dirigente che determinerà le sorti anche dei professori, i quali non avranno più diritti perché saranno governati da un professore chiamato mentor e lui deciderà chi sono i migliori o chi sono i peggiori e per questo motivo non ci sarà una esatta meritocrazia, ma saranno determinanti i pareri del professore mentor. Più di 600 studenti degli istituti di scuola media superiore di secondo grado di Agrigento e provincia sono scesi per strada, come in molte città italiane, per protestare contro la privatizzazione e aziendalizzazione delle scuole, come già sta avvenendo in Spagna, Grecia e Portogallo. Con questa manifestazione noi vogliamo esprimere il dissenso verso la controriforma, così la possiamo chiamare, di Renzi, sulla scuola, che non fa altro che inserire delle logiche aziendali all'interno della scuola attraverso la meritocrazia, una meritocrazia alla fine falsa, e non fa altro che agevolare l'ingresso dei capitali privati nella scuola, avviando naturalmente un processo di privatizzazione della scuola che comunque era già stata avviata con la Gelmini e con la riforma Zecchino-Berlinguer. Su cosa non vi sentite garantiti? Non ci sentiamo garantiti sul diritto allo studio, perché noi vediamo appunto che tutti i tagli vengono fatti alla scuola pubblica e non si fa altro che alla fine favorire la scuola privata, e quindi si inserisce una logica che è quella che chi ha i soldi può studiare, chi non ha i soldi non può studiare.